Daydream anticipazione episodio 120. Jeanne e Sanem, un amore finito. Dopo aver appreso la sofferenza provata da Sanem e delle cure presso una clinica durante il suo anno di assenza, Jeanne si reca alla fattoria per parlarle, ma Sanem risponde che non ha più parole dentro di sé. Jeanne, sempre più amareggiato, le dice nuovamente addio. Sanem, realizzando che l'uomo che ama se ne sta andando nuovamente, corre verso il molo e lo vede allontanarsi con la sua barca. Piange e tira fuori dal vestito il ciondolo che ha appeso alla sua catena, ovvero l'anello di fidanzamento di Jeanne. Nel contempo, Jeanne stringe tra le mani la bandana di Sanem e ne annusa l'odore, mentre entrambi pensano che l'altro l'abbia dimenticato. Poco dopo Jeanne legge un'altra parte del libro di Sanem, poi all'improvviso si alza e va a staccare qualcosa dalla centralina della barca, lanciandolo successivamente in mare. Jeanne pensa e ripensa da farsi, decide infine di tornare sulla terraferma con il gommone, portando con sé la bandana, la macchina fotografica e il libro scritto da Sanem, la Fenice e l'Albatros. Poco dopo Sanem passeggia nel giardino della sua tenuta e da lì si sposta di nuovo sul molo. Guardando in mare si accorge che la barca di Jeanne è attraccata poco lontano. Comincia allora a guardarsi intorno e vede Jeanne avvicinarsi a lei proveniente da Vialetto. Si gira verso il mare per non farsi vedere e quasi sorride, poi si ricompone e si rigira verso di lui. Jeanne le dice che non è partito perché la sua barca si è guastata. I due si scrutano a lungo, poi Sanem, deluso dal motivo per cui Jeanne non è partito, torna verso casa e lui la segue con lo sguardo. Nel frattempo Aziz esce in giardino e vede arrivare Jeanne. È molto felice di ritrovarlo, ma ovviamente ne è sorpreso. Jeanne dice al padre la stessa scusa raccontata a Sanem, quello della barca rotta. Il padre vorrebbe che Jeanne rimanesse lì, ma lui non vuole. Il ragazzo gli dice di aver già ordinato il pezzo della barca da sostituire, ma ci vuole tempo prima che arrivi. Poco dopo Jeanne raggiunge Sanem nel luogo dove lei crea i profumi. Le chiede se può rimanere lì finché non aggiusta la sua barca, dato che suo padre ha insistito tanto. Si incamminano verso la tenuta e Jeanne l'aiuta a portare delle scatole. Durante il tragitto Jeanne dice che l'ha sentita parlare con Egit e sa che se ne andrà a New York. Lei risponde che ha capito male e che non è così. Jeanne le dice che ha visto una capanna lungo la strada e vorrebbe stabilirsi lì. Sanem gli dice che è di Miriban e che non è un problema se lui sta lì. Mentre camminano, i due si imbattono in Deren Gege e Muzaffer, felici che Jeanne non se ne sia andato. Muso dice che ora che è tornato Jean di Witt torneranno anche i clienti, poi Jeanne si allontana verso la capanna. Mentre Jeanne sale lungo la strada, lo chiama Yuma, che gli chiede se si ricorda di avere una madre. Jeanne e Mirre si trovano a parlare in auto, mentre Mirre si accorge che il fratello è triste e abbandonato a se stesso. Lui gli dice che perché pensa al tipo di persona che è diventato, gelosa e rabbiosa, e non sta bene quando vede Egit. Poi aggiunge che con Sanem è tutto finito. Lei non ha mai creduto al fatto che non sia stato lui a bruciare il libro, e questa è la cosa che gli fa più male. Jeanne è convinto che sia stato Egit a farlo. E Mirre si chiede come possa provare questo e Jeanne gli risponde che purtroppo quando è caduto l'incidente alla casa di montagna c'era solo lui. Il fratello gli chiede se ci siano lì delle telecamere che possano provarlo e Jeanne risponde di no, ma comincia a pensare a qualcosa. Aziz parla con Miriban, il suo primo amore, e mentre sono in giardino le saluta Egit che va via. Aziz le confessa di sentirsi a disagio con quell'uomo, ma non ne capisce il motivo. Lei gli dice che pensa che sia un bravo uomo perché ha aiutato molto Sanem a guarire. In merito a Jeanne e Sanem, Aziz aggiunge di voler provare a cambiare destino. Vuole che per il progetto di Egit sia Jeanne a fare le foto. Miriban è sicura che Sanem non accetterà. E Mirre porta Jeanne da Yuma, entusiasta di rivedere il figlio. Gli dice che era molto preoccupata, gli chiede dove sia stato e lui le racconta del viaggio in mare. Lei vorrebbe vedere le foto che ha scattato, ma lui risponde che non ne ha fatte. La madre gli chiede se sta soggiornando nella tenuta di Sanem. Lui le dice di sì e aggiunge che vi resterà finché la barca non sarà sistemata. La donna dice al figlio di essere contenta che abbia dimenticato Sanem. Lui chiede chi le ha detto che l'ha dimenticata, ma lei afferma di esserne convinta perché lui se n'è andato. Jeanne dice alla madre che quando è con lei non deve menzionare Sanem, altrimenti le spezzerà il cuore. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!